si sente il bisogno di Italia dei Valori, si sente il bisogno delle tante giuste battaglie fatte nelle piazze, fatte nelle istituzioni, da un partito che ha tenuto la schiena diritta e ha difeso i diritti dei cittadini più deboli in questi anni. Allora Italia dei Valori vuole ripartire, vuole farlo con rinnovata forza e determinazione, lo farà a partire dal prossimo congresso che si celebrerà da venerdì 28 di giugno a partire dalle ore 14 e fino a domenica 30 per poter discutere e dibattere su quelle che sono le posizioni politiche attuali e il ruolo di Italia dei Valori, che passerà attraverso questo congresso straordinario all'elezione del suo nuovo segretario nazionale, perché il presidente Antonio Di Pietro continuerà a seguire il partito ma in altra veste, con il suo ruolo carismatico e importante, però il segretario si eleggerà attraverso il voto online per concedere a tutti i nostri iscritti, anche a te che sei iscritto da casa, di poter votare il segretario con una procedura trasparente, con una procedura sicura, e tu hai ricevuto a casa una lettera con i codici, un codice, una password per poter entrare nel sito congresso.italiadeivalori.it, inserire la tua username, inserire la password che hai ricevuto, portare pazienza qualche secondo perché c'è una notifica di SMS che ti invierà un secondo codice. Ecco che arriva il secondo codice, una volta che lo trovi sul tuo cellulare, se inserito chiaramente preventivamente, tu potrai esercitare il tuo voto. Vedi che ti si apre questa videata con i nostri 5 candidati alla segreteria nazionale, puoi conoscerli meglio se non già conosciuti in questi giorni e esprimere il tuo voto. È una procedura semplicissima, una procedura trasparente, una procedura che consente a ogni cittadino iscritto al partito di Italia dei Valori di esprimere il proprio voto. Ci sono altri 2 modi per poter votare il segretario nazionale di Italia dei Valori: recarsi al Congresso Nazionale a Roma, venire con noi per partecipare a questo momento di rilancio, e allora entrerai con la tua lettera ricevuta, ci saranno i computer che sono a mo' di urne pronti ad accogliere il tuo voto, con una semplificazione: non ci sarà un secondo codice, ma dopo essere stato riconosciuto potrai votare. La stessa cosa la potrai fare recandoti a uno dei tanti seggi elettorali istituiti su tutto il territorio nazionale che puoi trovare sul sito. Ecco, qui li vedi, regione per regione, puoi vedere i seggi dove andare. Allora, 3 modalità di voto, tutte trasparenti, tutte che danno la possibilità di partecipare, tutte che ti danno la possibilità di votare il tuo segretario nazionale, o direttamente da casa con il tuo PC, con il tuo tablet, con il tuo iPhone che si possa collegare a internet, oppure presso uno dei tanti seggi elettorali nella tua regione, oppure attraverso la partecipazione diretta al Congresso Nazionale dell'Italia dei Valori. Allora, forza, si riparte, Italia dei Valori c'è, Italia dei Valori riparte con rinnovata determinazione, con rinnovata forza dalla parte dei cittadini più deboli e a difesa dei loro diritti.